Buonasera, a me tocca il piacere di presentare molto brevemente questo incontro. Questo incontro doveva svolgersi nel marzo di quest'anno, è stato quello il primo incontro che sarà annullato in conseguenza di restrizioni che hanno colpito enti culturali in questo periodo. Ed era la conclusione. Valerio, si sente? Ed era la conclusione di un corso di storia dell'architettura che Guido Zucconi aveva organizzato insieme a Paolo Cocentino e Gianmario Guidarelli già 2 anni fa. È un corso nuovo, nel senso che il Veneto ha una serie di corsi istituzionali, poi anche qualche mio contributo si decise di organizzare questo corso che ha avuto un grandissimo successo. Quindi c'è stato un primo anno, dopo un secondo anno, devo dire, molto interessante, anche quello che è stato tematizzato, adesso mi parlerà Guido, su alcune opere, su alcuni edifici, su alcuni progetti specifici. Ci fa molto piacere e ringrazio moltissimo Guido Zucconi, che è professore ordinario di storia urbanistica e past president dell'Ateneo Veneto. Ringrazio molto voi di essere venuti, non è facilissimo essere presenti in questi giorni. Io vi intravedo perché con gli occhiali non si riesce a vedere nulla, però vedrò con attenzione anche le slides. Il fatto che abbiamo riaperto è un fatto di grande orgoglio per noi, con le difficoltà del caso, non ci guadagniamo niente, è un servizio alla città, però sentiamo che in questo momento, ancora di più in questo momento, è importante tenere aperti, tenere duro. Abbiamo le mascherine, ma gli occhi sono più o meno in funzione, più che altro le orecchie per sentire Guido. Grazie. Vuoi dire qualcosa tu? No, grazie Silvio, grazie a voi di essere venuti, nonostante le difficoltà, i tempi difficili che stiamo vivendo, ma come ha detto giustamente Silvio Chiari, dobbiamo cercare di affermare la validità degli incontri in presenza. Questo credo sia molto importante. C'è un rischio di adagiarsi su un sistema in remoto che ovviamente rende tutto più, voglio dire, più banale, ma meno interessante, meno partecipato il ruolo che noi presunti studiosi, presunti intellettuali abbiamo. Devo dire, vengo da una lunga esperienza di lezioni tenute online ed è abbastanza frustrante, è un po' come parlare allo specchio, non si colgono le reazioni di chi ci sta ascoltando. Questo ciclo che Silvio ha benevolmente illustrato con parole che ci riempiono di orgoglio, e di questo ciclo sarà riprodotto in parola scritta attraverso un numero monografico di Ateneo Veneto che dovrebbe uscire alla fine di quest'anno e che raggruppa sia il ciclo del 2018-19 sia il ciclo 2019-20. Il primo ciclo riguardava alcuni tipi o archetipi architettonici, la chiesa, il palazzo, il teatro, coprendo un arco temporale che andava dall'antichità fino all'Ottocento, nell'idea che alcune forme primigenie, quelle che hanno dato origine alla basilica a 3 navate, piuttosto che alla chiesa a pianta centrale, piuttosto che la forma quadrata del castello, avessero avuto poi lungo il tempo, lungo i diversi secoli, al di là delle diverse facies architettoniche, al di là del diverso aspetto, avessero avuto una continuità architettonica. Il secondo ciclo invece, e oggi concludiamo questo secondo ciclo che fu interrotto dall'emergenza e dal confinamento, al lockdown
come vogliamo chiamarlo, era invece legato a episodi a scala urbana, grandi progetti, quasi città dentro la città, che avevano, secondo noi, la capacità di condensare e di riassumere una serie di temi più generali e soprattutto di rivelare quello che è lo scopo dell'architettura. Non dimentichiamoci che l'architettura altro non è che l'edilizia, una forma di edilizia con un valore aggiunto che viene dato volutamente dalla necessità di autorappresentarsi, dalla necessità di consolidare un potere, di consolidare e rendere pubblica un'ascesa sociale, ma in realtà è parente stretto di un mondo meno conosciuto, meno studiato, che è quello dell'edilizia corrente. Benedetto Croce disse una cosa bellissima, disse che dentro la città l'edilizia è la prosa, mentre l'architettura rappresenta la parte di poesia. Credo che questo rappresenti molto bene questo doppio binario che molto spesso non è chiaro né al pubblico né anche agli esperti stessi. C'è molta confusione tra i termini. Questo ciclo nasceva dall'idea di rendere comprensibile ciò che spesso non è comprensibile. L'architettura, gli architetti, gli storici dell'architettura e dell'arte hanno sempre avuto una difficoltà nel comunicare aspetti, questioni che in realtà ci toccano da vicino. In fondo l'architettura o l'edilizia è qualcosa che noi vediamo e tocchiamo tutti i giorni, è qualcosa che ci riguarda direttamente, è qualcosa che fa parte della nostra vita quotidiana. Basta uscire da qua, basta solo quello che vediamo qua dentro, insomma, per capire qual è il peso che tutto ciò ha nella nostra vita quotidiana. Quindi questo ciclo era in realtà molto ambizioso, voleva cercare di parlare, di rendersi comprensibile, e spero che in questo noi ci siamo riusciti, laddove invece una sorta di sovraccarico espressivo, una capacità o non capacità di esprimersi, l'uso di quello che si chiama l'architettese, no, per indicare un linguaggio spesso incomprensibile, avevano impedito una adeguata diffusione. Tanto più che parliamo di un paese, l'Italia, dove la divulgazione non ha mai avuto grande successo e grandi spazi, a differenza, che so io, dei paesi di lingua inglese, dove la divulgazione ha ben altra tradizione e ben altra storia. Io oggi volevo parlarvi di Milano. Milano è una città strana, è una città che spesso si conosce attraverso miti, immagini, simboli, ma di cui forse la storia non è altrettanto nota come la storia di altre grandi città italiane, dove il peso dell'arte e dell'architettura è stato considerato maggiore. Parlo di Roma, di Firenze, di Venezia e di Napoli. Milano era una città non di grandi dimensioni, come voi vedete da questa immagine, e diciamo che in generale l'Italia al momento dell'unità del paese aveva una serie di città medio-grandi, tutte più o meno attestate attorno allo stesso numero di abitanti, tra i 150 e i 220.000 abitanti. Ci mettiamo dentro Genova, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma Palermo e Catania. Non ci mettiamo Napoli. Napoli era l'unica grande città italiana, era l'unica città che poteva avvicinarsi alle due metropoli del tempo, Londra e Parigi, le quali già attorno al 1810-1820 avevano superato il 1.000.000 di abitanti. Napoli aveva 450.000 abitanti, era grande, il doppio della seconda grande città italiana. Quindi il binomio o il dualismo Roma-Milano, che oggi caratterizza moltissima parte della nostra vita collettiva, della nostra discussione, in realtà è un fatto abbastanza recente, che si consolida e si sviluppa dopo l'unità d'Italia, da una parte con il riconoscimento del ruolo di capitale di Roma e dall'altra parte dalla straordinaria ambizione di Milano, e qui veniamo al punto, di emergere come grande polo di riferimento, come capitale morale.
Questa espressione che i milanesi hanno usato moltissimo, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, non voleva alludere ad una superiorità morale, assolutamente no. Voleva dire che da una parte c'è una capitale ufficiale, Roma, e dall'altra parte c'è una capitale di fatto, c'è una città che ha il dominio delle attività economiche e commerciali. Milano, appunto. C'è un momento, che non so dove collocare, in cui l'ambizione della classe dirigente milanese si esprime al suo massimo e insieme a questo si esprime anche una capacità di coinvolgere la collettività nel contribuire finanziariamente alla costruzione, alla realizzazione di una serie di importanti opere. C'è un proverbio che i milanesi amano ricorrere, che è Milan col cœur in man, che non vuol dire che Milano si dedica a opere di carità, ma semmai indica questa capacità che Milano ha sempre, quasi sempre avuto, di riuscire a finanziare, ad autofinanziare una serie di opere importanti. Pensate che l'ospedale di Niguarda, l'ospedale maggiore, che fu inaugurato nel 1939 e allora appariva come uno degli ospedali più moderni, meglio attrezzati d'Europa, fu interamente finanziato con donazioni private. Si va dalle grandi donazioni delle famiglie più importanti di Milano fino alla raccolta di fondi anche in strati meno in vista della città. Questa idea di Milano generosa si è un po' persa forse con gli ultimi presidenti del Consiglio milanesi che, pur in uno sfoggio di grande ricchezza, alla città non hanno regalato neanche un'ambulanza. Allora Milano emerge e credo che questa voglia di emergere di Milano sia una componente importante per capire quello che tra poco descriveremo, la costruzione di quella che si chiamerà al momento della inaugurazione la Galleria Vittorio Emanuele, dedicata al re galantuomo, al re del Risorgimento, che era morto esattamente l'anno prima, nel 1876. Ma prima dobbiamo anche dire qualcosa sulla forma della città, una forma strana, quella di Milano, anzi, più che strana, semplice, quasi schematica. C'è al centro il Duomo e le istituzioni della città comunale, che però a differenza di altre città perdono di peso, di ruolo, restano una specie di angolo morto, e poi ci sono una serie di raggi e di cerchi che contraddistinguono lo sviluppo di Milano nel tempo. Ancora oggi, quando voi siete a Milano, se vi domandate se vi trovate in un raggio o in un centro e capite dove è il nord o il sud, avete perfettamente geolocalizzato la vostra posizione. Milano confermerà questo carattere radiocentrico, anzi lo svilupperà, lo esaspererà al punto tale che all'inizio del 1900 il cosiddetto carosello dei tramvai che facevano capolinea davanti al Duomo, nella nuova piazza del Duomo, impose una totale revisione, che poi fu realizzata soltanto in parte, di questo schema rigidamente radiocentrico su cui Milano si basava. Quindi, quando Milano nel primo Ottocento, questa mappa è degli anni 25, 1830, decide di darsi un aspetto e una scala di città moderna, il primo punto su cui decide di porre mano è proprio la piazza del Duomo, la piazza che sta di fronte alla cattedrale di Milano. Milano ha una grande cattedrale, ha sempre avuto una grande cattedrale di una scala ben maggiore della città stessa. Se guardiamo le foto di Milano del primo e del secondo Ottocento, vediamo una città che ha una scala, se parliamo dell'edilizia, non tanto diversa da quelle delle altre città lombarde di ben minore peso, città come Como, Bergamo, Cremona, Pavia. Quello che contraddistingue nella scala di Milano, nella dimensione, non usiamo la parola scala che utilizzeremo per parlare d'altro, è proprio la dimensione di alcuni grandi monumenti. La cattedrale, il castello, che sarà poi completamente ricostruito in questa idea di grandeur milanese alla fine dell'Ottocento, poco dopo la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele.
Quindi potremmo dire che Milano, in questa ricerca di un suo ruolo importante di capitale morale, comincia a cambiare scala architettonica a partire dalla Piazza del Duomo. Della Piazza del Duomo si parlava da molto tempo. Carlo Cattaneo, che alcuni di voi sicuramente conoscono, hanno sentito nominare, questo grande storico, geografico, economista, politico della Lombardia, il quale può essere considerato come uno degli anticipatori di una grande Milano, di una Milano capitale morale, aveva per primo negli anni 30 dell'Ottocento già posto il problema del ridisegno della Piazza del Duomo. Ma soltanto più tardi, dopo una serie di proposte, di progetti presentati a titolo personale da vari architetti, si lancerà un concorso nazionale subito dopo l'Unità d'Italia, subito dopo l'ingresso di Milano nel Regno d'Italia. Qui vediamo alcune immagini delle parti periferiche dove, prese dal piano regolatore che sarà disegnato nel 1888, sarà approvato nel 1888, vediamo in nero la città preesistente e non so se riuscite a vedere la maglia molto generosamente disegnata della città in espansione, e vediamo anche alcune grandi attrezzature come il cimitero monumentale di Milano. Vi dicevo di questo cambio di scala che si preannuncia ancor prima o comunque contemporaneamente al ridisegno della Piazza del Duomo, che ha i suoi capisaldi nel cimitero monumentale. Vedete a sinistra la pianta e il prospetto dell'architetto Carlo Macciachini, ma probabilmente disegnato dall'architetto Camillo Boito. Comunque Carlo Macciachini, la mano di Carlo Macciachini fu guidata da Camillo Boito. Siamo nei primi anni 60 dell'Ottocento, cioè quando inizia la vicenda di Piazza del Duomo, e dello stesso periodo, del 1863, la stazione centrale di Milano. La stazione che aveva caratteristiche completamente diverse dall'attuale stazione centrale di Milano. Oggi è una stazione di testa, allora era una stazione passante, che più o meno sorgeva nell'area dove oggi c'è la Piazza della Repubblica. Anzi, la Piazza della Repubblica, per chi di voi conosca un po' Milano, è stata ricavata dalla demolizione e dallo spostamento della stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria è un'opera interamente realizzata da ingegneri e imprenditori francesi. La parte sottostante è in muratura, come spesso accade negli edifici ferroviari, mentre la parte retrostante, quella che fa da copertura ai treni, ma in questo caso anche la copertura dello spazio per i viaggiatori, è realizzata in ferro. Realizzare in ferro, come alcuni di voi ricordano, alcuni che erano forse presenti quando abbiamo parlato del Crystal Palace e dell'esposizione di Londra del 1851, allora rappresentava l'emblema del progresso tecnico. Nessun'altra costruzione come quella metallica allora era presa a riferimento per esprimere questa volontà di progresso, questa volontà di grande avanzamento. Peccato però che in Italia non esistesse né la materia prima né la capacità tecnologica. Quindi sia la stazione di Milano, e qua vediamo in un'immagine complessiva, quasi dal punto di vista architettonico quasi una via di mezzo tra una stazione di testa e una stazione passante, nel senso che è passante, però ha quella sorta di interfaccia architettonico tra la stazione propriamente detta e la città, in una condizione che è tipica delle stazioni di testa. Questa stazione aveva un suo gemello che era la stazione di Verona, realizzata esattamente secondo lo stesso progetto dagli stessi imprenditori. La stazione di Milano sarà demolita nel 1932, quella di Verona sarà demolita da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale e non più ricostruita secondo queste gradevoli proporzioni e dimensioni. Ecco, guardate in basso quella piazza che vedete chiamata Piazza della Stazione rappresenta la parte inferiore dell'attuale Piazza della Repubblica. Poi al di là della stazione ferroviaria passante inizia oggi quella che si chiama Via Vittor Pisani, che è
traguardata verso la facciata della nuova stazione centrale. Questa è un'immagine della parte interna, e qui vediamo quest'altra grande opera che sta a dimostrare questa volontà di grandeur di Milano. Anche questo, il cimitero monumentale, viene fuori da un concorso nazionale, un concorso che in varie tornate si conclude nel 1867, cioè come vedremo è quasi contemporaneo alla parte iniziale della vicenda Galleria Vittorio Emanuele. Diciamo che in quegli anni, cioè soprattutto nei primi 5 anni dopo l'unità d'Italia, la questione della capitale è ancora aperta. Io vi consiglio, se ne avete voglia, il tempo, di leggere il primo capitolo di un libro molto bello di Caracciolo, Alberto Caracciolo, si chiama Roma Capitale. In realtà il primo capitolo è proprio sulla discussione circa la città che deve diventare capitale. C'è Torino, ma Torino meno di tutte, eppure Torino è la città che ha, attraverso gli stati sardi, creato l'unità d'Italia, è una sorta di Prussia italiana. C'è Firenze che rivendica il ruolo di capitale culturale dell'Italia. In fondo la lingua italiana, ovvero il dialetto di Firenze, è stato il collante dell'unità nazionale. C'è Roma che rivendica una storia e un passato assolutamente straordinari. C'è Napoli che rivendica il fatto di essere di gran lunga la città più grande d'Italia, e infine c'è Milano che rivendica invece questo ruolo di capitale morale, di capitale economica e commerciale, che però potremmo dire è in fieri, è in corso di realizzazione, non è ancora, come dire, consolidata, e questo genere di opere, a cominciare dalla stazione di grande dimensione, per continuare col cimitero monumentale e soprattutto con la Galleria Vittorio Emanuele e ciò che la Galleria di Vittorio Emanuele congiunge, rappresenta forse lo sforzo più deciso per affermare questa sorta di superiorità. Un altro progetto degli anni 60 di grande dimensione rispetto ad altri progetti dello stesso tipo è la sede della Cassa di Risparmio di Milano. La Cassa di Risparmio in tutte le città dotate di una certa dinamica economica, a cominciare da Venezia per continuare con le città della Valle Padana e della Toscana, è spesso un edificio molto significativo che sta a rappresentare non solo le ambizioni di una città e di una classe dirigente, ma anche nei riferimenti architettonici tende, come dire, a rivelare una sorta di storia nobile. Qua ci si riferisce a il secondo 400, quando i primi segnali di un rinascimento proveniente da Firenze si stavano affermando. Questi sono disegni, e se notiamo la dimensione della Cassa di Risparmio di Milano, che sorge tra l'altro non lontano dalla Piazza del Duomo, sono assolutamente fuori misura rispetto ad altri coevi edifici. Questa è la pianta, anch'essa di grandi dimensioni, questo è il grande cortile. Ma veniamo alla Piazza del Duomo. Questo era l'assetto precedente, molto diverso non soltanto nella scala, ma anche nel tipo di orientamento. Quella che vedremo tra poco è banalmente orientata esattamente come la facciata del Duomo. Si tratta di un rettangolo posto in asse con l'asse stesso della cattedrale. Prima invece c'erano due spazi, la Piazza del Duomo propriamente detta, che intravediamo a sinistra, e la cosiddetta Piazzetta Reale, che stava di fronte al cosiddetto Palazzo Reale, che Palazzo Reale non era, perché Milano, una delle altre, degli altri aspetti che frustravano la classe dirigente milanese, è che Milano in realtà non era mai stata capitale dopo la caduta dei principati, dopo la caduta alla fine del Cinquecento del dominio degli Sforza. Lo era stata soltanto per un brevissimo periodo, dal 1806 al 1813, quando Milano era stata eretta dai napoleonici al rango di capitale del Regno d'Italia, che però non corrispondeva all'Italia intera, perché dall'Italia intera dovette togliere la parte del Regno di Napoli, più o meno corrispondente a quello che poi sarà il Regno delle Due Sicilie, cioè tutto il sud, le isole e l'Abruzzo,
ma dobbiamo anche togliere tutta la parte occidentale, il Piemonte, la Toscana e il Lazio e la Liguria, che erano stati inclusi nell'impero francese, quindi era un regno italico monco. Tuttavia a Milano resterà quest'idea della città capitale e di questo ruolo mancato della città capitale restava appunto il palazzo ducale, che vedete a destra, come segno, come pegno di un possibile ruolo appunto di capitale morale. Il Palazzo Reale in realtà aveva avuto una storia strana, che era cominciata con Maria Teresa d'Austria, che voleva in Milano avere una sede adeguata nel momento in cui lei stessa o le autorità asburgiche visitassero la città, ed era poi continuata in età napoleonica, ma manteneva e mantiene tuttora un carattere di non finito. Ecco, questa immagine rende abbastanza l'idea di un Duomo ruotato rispetto alle due piazze, la piazza del Duomo propriamente detta e la piazza reale o piazzetta reale. Come vedete avevano un senso questi due spazi e l'avere rettificato, corretto l'andamento della piazza, della nuova piazza del Duomo, renderà darà alla piazzetta reale la funzione di una sorta di appendice morta, come ha tuttora. C'erano anche gli edifici pregevoli, come il cosiddetto ridotto del Figino, che vedete a sinistra, quel lungo portico che accompagnava il lato nord della piazza del Duomo. Ecco, queste sono fotografie del tempo, vedete come tutto era modesto, piccolo, appunto molto più simile a ciò che ritroviamo nelle altre città della Lombardia e della Valle Padana. Questa è una strana immagine presa dal Duomo, dal sagrato del Duomo, vedete, delle due piazze. Ma intanto Milano cresce, nel 1859 la città si avvicina ai 200.000 abitanti. Ecco, forse nella pianta generale è riuscita a intravedere questi due spazi che stanno attorno alla facciata principale del Duomo. Duomo che tra l'altro non era ancora finito, mancava la facciata principale, mancavano anche alcune parti che saranno terminate entro la fine del secolo. Ecco, qui lo vediamo in pianta, vedete le due piazze e vediamo una cosa importante. Più a nord, guardate, più in alto, vedete il Teatro della Scala. Il Teatro della Scala che era stato realizzato negli anni 60 del Settecento, ne avevamo già parlato in una delle lezioni del primo ciclo, ed era stato l'iniziativa di una serie di palchettisti, come si chiamavano allora, i proprietari, le famiglie proprietarie che decidevano di finanziare un teatro di cui loro stessi diventavano proprietari, o meglio, diventavano proprietari di un palco. Se qualcuno di voi era presente e se ancora si ricorda, avevamo detto che il concetto di platea come luogo destinato al pubblico sarebbe emerso più tardi, all'inizio dell'Ottocento. Ancora nel Settecento quella che sarà la platea era uno spazio destinato allo spettacolo, alle feste, soprattutto durante il carnevale. Quindi i palchettisti erano i proprietari del teatro che soltanto in seguito e molto lentamente diventerà un teatro pubblico. Era stato ricavato sul sedime di un convento distrutto, il convento di Santa Maria della Scala, vedete ancora a sinistra la pianta della chiesa, da cui prenderà il nome della Scala. Ma nella prima ipotesi il nuovo teatro, pur avendo una facciata assolutamente monumentale e architettonicamente molto enfatizzata, non aveva davanti uno spazio adeguato, era semplicemente allineata lungo una strada, quella che poi diventerà via Manzoni. Soltanto nel 1858, attraverso la demolizione di un isolato, come vedete in questa immagine, viene creata la futura Piazza della Scala. Piazza della Scala che va da il teatro che abbiamo brevemente descritto fino a Palazzo Marino. Palazzo Marino era un palazzo privato, architettonicamente molto interessante, attribuito a Galeazzo Alessi, quindi siamo alla metà del Cinquecento, rispetto al quale in onore della nuova piazza avviene un fenomeno architettonicamente molto strano.
La facciata principale era collocata nella piazza San Fedele, non so se riuscite a leggere, cioè quella che sta nella parte destra, ma c'è un'inversione della facciata. La facciata principale viene riprodotta anche sul fronte cieco che dà su Piazza della Scala, viene creato il nuovo accesso e questa diventerà la sede ufficiale del Comune di Milano. Quindi in questa rara immagine, rara perché siamo veramente in una fase di passaggio in cui c'è già la Piazza della Scala, ma la Piazza del Duomo non è ancora stata trasformata. In poco spazio abbiamo i 3 edifici forse più significativi dell'intera compagine urbana. La cattedrale, il massimo tempio religioso, il Teatro della Scala, fino a quel momento il più grande del mondo. Il Teatro della Scala rivaleggia credo col Teatro San Carlo, ma credo di Napoli, ma credo che sia più grande la Scala, e infine la nuova sede comunale. 3 capisaldi non soltanto del potere ma della religione e della cultura, i quali però non hanno un adeguato raccordo, da cui l'idea di creare un raccordo di carattere monumentale tra questi 2 poli, un antico polo, la Piazza del Duomo, e un nuovo polo che si è creato di recente con la costruzione del Teatro della Scala. Ecco, vedete, questo è il catasto teresiano, cioè il catasto che gli austriaci impiantano nella seconda metà del Settecento, che mostra un tessuto edilizio molto fitto tra la chiesa metropolitana e la futura Piazza della Scala. Resteranno i toponimi, non resterà nulla di questi isolati, San Raffaele, Santa Radegonda, Contrada dell'Agnello, resteranno soltanto nella denominazione delle strade. Ecco il Teatro della Scala, così come era stato concepito attorno al 1765, quindi un teatro di grandi dimensioni lungo la contrada della Scala. Questa è un'immagine degli anni 40-50 dell'Ottocento, quando è stato costruito il ridotto, che vedete a sinistra. Inizialmente non aveva ridotto come molti teatri settecenteschi. Il ridotto è lo spazio dove ci si ritrova negli intervalli, ci si ritrova nelle pause prima e dopo lo spettacolo, dove si realizzano anche concerti per un numero limitato di spettatori. Un'immagine del Teatro della Scala. Ecco, vedete in queste due immagini, a sinistra un dipinto di Inganni, cioè uno dei maggiori vedutisti milanesi di quegli anni, e vedete il teatro che non aveva uno spazio adeguato di fronte, e a destra vedete una fotografia del tempo, una rara fotografia che mostra a sinistra l'isolato che sarà abbattuto. C'era stato un progetto austriaco di creare la piazza Friedland dal nome di un importante dignitario dell'amministrazione asburgica, la quale avrebbe dovuto sorgere a lato della Scala, del Teatro alla Scala. Questo è il progetto, vedete, disegnato, siamo nel periodo, alla fine del periodo della dominazione austriaca. E questa è la Piazza della Scala, in cui vediamo il Palazzo Marino, che ancora non è Palazzo Marino, in cui non è stata ancora ricostruita la facciata, riprendendo il modello esattamente dall'altra facciata, che fino ad allora era la facciata principale. Vediamo già il monumento a Leonardo da Vinci, che sarà collocato nel 1872, e intravediamo l'arcone a destra che dà accesso alla Galleria Vittorio Emanuele. E questa è, se volete, la planimetria chiave, anzi è una prospettiva, è una planimetria prospettica, dove vediamo molto bene, siamo nel 1863, l'intento del progetto. L'intento è anche la dimensione, la caratura del progetto. Da una parte vediamo la nuova Piazza del Duomo, che è nata da un progetto scelto tra i molti presentati per un concorso bandito nel novembre del 1860, cioè a poca distanza dall'annessione al Regno del Piemonte. Ancora non si è formata l'Italia propriamente detta. Vediamo la nuova piazza, vediamo la Piazza della Scala e vediamo come elemento di congiunzione questa grande galleria coperta, che prima di assumere il nome di galleria troverà molte altre denominazioni: strada vetrata coperta,
Salone di Milano o Salotto di Milano, come poi sarà detto, soprattutto da letterati e artisti. Giuseppe Mengoni è un architetto romagnolo, faentino, che vince il concorso per la Piazza del Duomo, la realizza nei primi anni 60 e, come riconoscimento di un suo ruolo assolutamente apprezzato, ottiene anche l'incarico per la progettazione della nuova galleria. Naturalmente progettazione della galleria nell'Italia di allora voleva dire soprattutto disegnare e dirigere i lavori per la parte architettonica, per la parte in muratura che sta in basso. Altra questione è quella che riguarda la parte superiore, quella realizzata in ghisa e pannelli di cristallo. Questa sarà partita affidata ad altri, sarà affidata a delle società per lo più francesi che realizzeranno il tutto. Mengoni aveva avuto una certa esperienza di costruzioni ferroviarie, aveva lavorato soprattutto negli stati pontifici da cui proveniva la realizzazione di alcuni manufatti, ponti, stazioni legate alla realizzazione delle nuove linee. Mengoni troverà morte il 30 dicembre del 1877 cadendo da un'impalcatura dell'arcone della Piazza del Duomo il giorno prima dell'inaugurazione, perché era andato a controllare un dettaglio che non lo convinceva. Ecco, qui vediamo a confronto i due diversi assetti dello spazio che sta di fronte al Duomo. Vediamo, qui ha messo anche il tracciato della chiesa primigenia, sotto abbiamo il perimetro della chiesa così come si presentava già a metà dell'Ottocento, e mentre in alto vediamo questo sistema di piccole piazze, sotto vediamo la piazza rettificata. La piazza rettificata, badate bene, non era un'idea di Mengoni, era stata imposta, costituiva una parte importante del bando di concorso. E questa è un'immagine che più o meno riproduce la prospettiva generale del progetto presentato tra la fine del 1860 e l'inizio del 1861 da Giuseppe Mengoni e realizzato nel giro di pochissimo tempo. Vedete, ci sono due ali, quella a nord e quella a sud della piazza, qui li vediamo a sinistra e a destra, che sono praticamente simmetrici, anche se dei due arconi, quello di destra introduce la galleria, mentre l'altro non introduce nulla. Sul fondo il cosiddetto Palazzo dell'Indipendenza, che vedete doveva avere, poi non sarà così, una piccola galleria al centro che avrebbe dovuto mettere in comunicazione la nuova Piazza del Duomo con un altro polo abbastanza importante nella storia di Milano, ma completamente decaduto, la cosiddetta Piazza dei Mercanti, ovvero il luogo dove sorgevano le principali istituzioni del periodo comunale, l'Arengario, il Palazzo del Podestà, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il Palazzo dell'Indipendenza, vedete questa galleria che doveva mettere in comunicazione la Piazza dei Mercanti cosiddetta con la nuova Piazza del Duomo. È una specie di stile neorinascimentale, uno stile direi più proto-rinascimentale, no? Che riprende da moduli più che lombardi, direi veneziani, veneti e toscani, che in qualche modo si associa all'architettura della sede della Cassa di Risparmio che prima vedevamo. E questi sono i lavori di costruzione, qui sono in costruzione le grandi arcate della parte sud, da dove si comincia, la parte nord è quella dove poi sarà innestata la galleria. E qui vediamo un'immagine del 1871 dove la galleria è già indicata, vedete, quella specie di crociera. Non so se riesco a mostrarvi la freccia. Vedete la freccia? Ecco qui, si vede già la crociera, si vede già come è stata definita dallo stesso Mengoni la pianta della galleria, che avrà 4 bracci e al centro della crociera il cosiddetto ottagono coperto da una cupola anch'essa in ferro e vetro, o per meglio dire in ghisa e in
pannelli di cristallo. E queste sono varie planimetrie che indicano, come dire, il percorso di avvicinamento alla forma a crociera della futura galleria. Vedete, inizialmente è semplicemente una strada coperta, come di fatto viene spesso citata nei documenti del tempo. Strada coperta che assomigliava di più ai modelli da cui questo progetto prendeva spunto. Il modello era quello del passage parigino o arcade londinese, che era semplicemente una strada interna coperta con il vetro che serviva essenzialmente a rendere commercialmente appetibili delle zone interne all'isolato. Se andate a Parigi ne trovate ancora moltissimi, a Londra molti di meno. E quindi quello che Milano concepisce è una ripresa, ma ad un'altra scala, appunto secondo questo modello di grandeur milanese, di un modello, di uno schema, di un prototipo che invece ha dimensioni molto più ridotte nella sua versione originale. In realtà lo schema a crociera lo ritroviamo in un passage di Bruxelles che si chiama Saint-Hubert, che però è realizzato in anni precedenti in dimensioni molto più ridotte rispetto alla Galleria di Milano. Ecco, questo è un rendering fatto dagli studenti del Politecnico in anni successivi, ma dove vedete bene l'attacco a destra nella piazza del Duomo, l'andamento della galleria che ha il grosso problema di andare a sbattere lungo una linea diagonale, quindi l'arcone previsto da Mengoni dovrà essere ruotato di circa 45 gradi, e vedete molto bene che lo scopo di tutta l'operazione è soprattutto commerciale, lo scopo diciamo diretto, quello che deve sostenere l'impresa, la non indifferente impresa finanziaria. Il comune resta proprietario del tutto, ancora oggi è il Comune di Milano il proprietario degli spazi di tutta la galleria coperta, degli spazi commerciali e anche degli spazi residenziali o ad uffici dei piani superiori. Si vuole creare una sorta di polo del lusso, si vuole che qua si insedino i negozi di maggior prestigio. Ecco, vedete un'immagine della Galerie Saint-Hubert di Bruxelles che ha alcune caratteristiche in comune con la Galleria Vittorio Emanuele. Anche qui c'è una parte architettonicamente molto, scusate, a sinistra la Galleria Saint-Hubert, a destra, tutte e due sono la Galleria Saint-Hubert. Vedete anche qui c'è un ottagono, una cupola nella parte centrale, anche qui c'è una parte architettonica molto diversa che parla un linguaggio completamente diverso dalla Galleria Vittorio Emanuele che vedete a destra. I passage parigini, qua vediamo quello che viene considerato come uno dei primi esempi di passage, vedete avevano sì delle facciate decorose ma in tutt'altra dimensione, e questo è l'esempio di primo passage realizzato a Milano, la Galleria De Christoforis, vicino all'attuale corso Vittorio Emanuele, che allora si chiamava Corsia dei Servi. Vedete, c'era già in nuce l'idea di un sistema un po' più complesso rispetto semplicemente a un rettilineo che va da una parte all'altra, ma qui il problema era di comunicare due punti che non erano messi uno di fronte all'altro. Quindi a Milano negli anni tra il 1830 e il 1860 si erano già realizzati alcuni passage, come d'altronde in altre città italiane e del mondo. Nel marzo del 1865, quando oramai la piazza del Duomo è praticamente completata, viene posta la prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele. Perché questa differenza temporale? Perché passano alcuni anni tra l'inizio e la realizzazione della piazza del Duomo, delle facciate che circondano la piazza del Duomo, e l'inizio dei lavori nella Galleria Vittorio Emanuele? Perché appunto l'Italia, Milano stessa, non aveva la capacità tecnologica di attrezzare e soprattutto di fornire un cantiere di quelle dimensioni. Deve guardare all'estero, deve stabilire un sistema anche abbastanza complesso dal punto di vista della
finanziamento dell'esecuzione delle opere e si sceglie la via della concessione. Cioè si dice: a te impresa do una certa cifra, deve essere quella, tu devi realizzarla in quel determinato periodo. Un po' per intenderci lo stesso metodo che è stato utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi, che tutti noi ben conosciamo. Ma quindi, mentre, se torniamo indietro all'ultima lezione che avevo tenuto nel febbraio di quest'anno, il Crystal Palace era stata l'espressione, quasi l'epifania di un mondo di ingegneri, di produttori inglesi, anzi gli stessi protagonisti, da Joseph Paxton, l'ideatore, a Christopher Cox, il direttore dei lavori, venivano tutti dal mondo delle ferrovie, quindi il Crystal Palace poteva essere considerato come un prolungamento del mondo ferroviario, sia dal punto di vista dell'immagine, molto ricordava le tettoie che difendevano i treni dalle intemperie, sia dal punto di vista dell'esecuzione. A Milano tutto è profondamente diverso. Bisogna guardare all'estero, in particolare alla Francia, il paese allora più vicino all'Italia, più vicino in tutti i sensi, economico, politico e culturale, anche se c'erano da oltrepassare delle difficoltà enormi, perché pensate, i cristalli prodotti dalla ditta Saint-Gobain venivano dalla Lorena, attraverso la ferrovia giungevano a Marsiglia e da Marsiglia venivano imbarcati fino a Genova e da Genova attraverso la ferrovia arrivavano a Milano. Lo stesso per le opere metalliche che erano costruite fuori opera, realizzate anch'esse nella regione della Lorena dalla ditta Joret, scritto Joret, e anche quelle inviate in una prima parte attraverso il complesso sistema che vi ho detto, poi dopo l'inaugurazione del Frejus, del tunnel del Frejus, il primo tunnel alpino che avrebbe dovuto mettere in comunicazione due parti diverse dello Stato di Sardegna, la Savoia e il Piemonte, in realtà dopo la sua inaugurazione metterà in comunicazione la Francia e l'Italia. E anche per questo il lavoro termina nel 1876, a 2 anni dall'inaugurazione del tunnel, perché con l'inaugurazione del tunnel ci sarà un'accelerazione nella fornitura di materiali. Guardate bene, la Francia era arrivata di recente, non è che la Francia avesse una lunga tradizione di costruzioni metalliche. Il primo edificio paragonabile al Crystal Palace realizzato in Francia, a Parigi in particolare, sono le Halles Générales 1857, che riproducono lo stesso sistema che fu inventato per il Crystal Palace, cioè produzione, prima di tutto progettazione di un numero limitato di componenti, 10-12, realizzate fuori opera con un sistema industriale, portate in cantiere e poi montate. Lo stesso sistema viene inventato per il Crystal Palace, viene adoperato nelle Halles Générales 1857, purtroppo distrutte nel 1970, viene adoperato per la nuova stazione di Milano e di Verona nel 1863-64 ed infine per la Galleria Vittorio Emanuele. I francesi, per bocca di Gustave Eiffel, inventano anche un termine che si chiama construction portative, costruzione portatile, vuol dire che può essere prodotta dove si vuole e realizzata dove si vuole. Lo stesso Gustave Eiffel, che sarà un imprenditore prima che un ingegnere architetto, avrà un'industria che produce componenti del tipo di quelle utilizzate per il Crystal Palace, si specializzerà nella costruzione di ponti che realizzerà in tutto il globo. Ne abbiamo in Indocina, ne abbiamo in Sud America, ne abbiamo in Portogallo, appunto, portatif. E anche la Galleria Vittorio Emanuele risponde a questa idea dell'architettura portative. Ecco altre immagini del cantiere che danno a noi oggi un'immagine di grande disordine, di grande confusione, di scarsissima organizzazione. E anche qui, come nel Crystal Palace, per la prima volta nella storia dell'architettura, smentiscimi se dico una fregnaccia, per la prima volta abbiamo la fotografia che non documenta soltanto l'oggetto finito, non è soltanto un elemento per la contemplazione
dell'edificio completato, ma documenta il processo, documenta il cantiere. Il primo è stato Deloitte, un inglese di origine francese, che ha documentato il cantiere del Crystal Palace, una documentazione formidabile. Lo stesso avviene per conto di due fotografi di origine francese, ma vivevano a Milano, quindi in questo caso è assolutamente casuale il fatto che fossero francesi, che ci hanno fornito queste immagini del cantiere. La fotografia allora serviva soprattutto per ritrarre il bello, no? Qui di bello c'è poco, c'è più un valore documentario, storico. E qui vediamo da questo modellino, che non so che origini abbia, francamente, ve lo confesso in verità, che rende bene l'idea della Galleria Vittorio Emanuele. Galleria che ha dei caratteri assolutamente da megalomane, che appartiene a questa megalomania milanese. Vedete i due grandi arconi, vedete la grande cupola centrale che ha un diametro di 35 metri, credo che fosse una delle più grandi cupole realizzate in vetro a quell'epoca, ma vedete il secondo arcone, quello di Piazza della Scala, che non è ruotato come dovrebbe. Vedete anche i due archi minori nei bracci inferiori che hanno delle caratteristiche diverse, più dimesse rispetto ai due archi trionfali che Mengoni disegna sia per Piazza del Duomo che per Piazza della Scala. Ecco, questa è un'immagine sempre presa da questi due fotografi di cui non mi ricordo il nome, che ci hanno raccontato la vicenda del cantiere. È un sistema complesso anche rispetto a quello che avveniva normalmente in altri cantieri europei. Questa è la foto più famosa, no? Si vede questa specie di grande trabattello che è stato costruito apposta per realizzare le grandi centine della cupola. E vediamo la parte inferiore che ha disegnato Mengoni ha caratteristiche completamente diverse. Qui siamo legati ad un'idea di decoro architettonico che nulla a che vedere con ciò che poi avviene al di sopra della quota che divide la parte in muratura da quella in metallo. E qui rappresentiamo una delle tipiche contraddizioni o difficoltà dell'Ottocento, l'Ottocento che anela al progresso, che vuole rappresentare anche in architettura un'idea di progresso tecnico, ma poi inevitabilmente deve, come dire, riprendere una serie di modelli che sono modelli ripresi dalla storia, in questo caso una specie di rinascimento, proto-rinascimento rivisitato. Quindi spesso, come avviene nelle stesse stazioni ferroviarie, come avviene nella Galleria Vittorio Emanuele, abbiamo una sorta di schizofrenia tra le due parti che hanno non soltanto un aspetto e materiali diversi, ma che sono anche progettati, realizzati e diretti da attori diversi. Potremmo dire molto schematicamente, in questo caso la parte inferiore appartiene al mondo degli architetti, che allora prevalentemente uscivano dalle scuole di belle arti, erano diplomati dell'Accademia di Belle Arti, e il mondo degli ingegneri civili, che invece avevano tutt'altro tipo di preparazione già allora. Ecco, qui arriviamo ad un punto cruciale. Vedete, non so, probabilmente non riuscite a leggere, 14 settembre 1867 il sindaco di Milano avvisa che la galleria sta per essere inaugurata. Doveva essere inaugurata nel novembre del 67, cioè 10 anni prima la vera inaugurazione. La galleria non è del tutto finita, come già intravedete dall'immagine di destra, comunque sono già stati aperti degli spazi per gli esercizi commerciali, si sono già insediati alcuni tra coloro che diventeranno i protagonisti dal punto di vista commerciale della galleria, come Campari o come il ristorante, scusate ma ho una specie di amnesia, ristorante che conosco benissimo e conoscete tutti benissimo e di cui mi verrà presto in mente il nome. Savini, scusate, lo conosce. Savini e Campari si insediano già nel 1867 alle soglie di quella che doveva essere l'inaugurazione. Ma a quel punto l'impresa, la società che è stata appositamente costituita come referente della concessione comunale, la
City of Milan Improvement Society, fallisce proprio a causa della realizzazione della Galleria Vittorio Emanuele. Le cifre che sono state stanziate, che sono state pattuite, non reggono, non corrispondono ai costi reali. Quindi non è come la concessione del Mose, che voi sapete era una concessione, quindi in teoria il prezzo doveva essere bloccato, ma in realtà la società concessionaria riusciva ogni anno a aggiornare i prezzi. In questo caso i prezzi non vengono aggiornati e la società e con essa le imprese fallisce. Si raggiunge una situazione di stallo che durerà a lungo, quindi per alcuni anni, diciamo dal 1867 al 1870, la galleria resta in una condizione di stallo dove però già si sono insediati, come ho detto, alcuni esercizi commerciali. Nel 1870 i lavori riprendono molto lentamente, anche per la difficoltà di trovare società, imprese che possano lavorare, e qui torno a quello che dicevo all'inizio quando parlavo di Milan col cœur in man. I capitali provengono da un'enorme colletta a cui partecipano non soltanto le classi dirigenti ma anche il popolo minuto. C'è tutta una letteratura su questa generosità, su questa volontà di Milano di creare un grande spazio adeguato alle sue ambizioni di capitale morale. È il luogo della modernità, la Galleria Vittorio Emanuele, al punto tale che un ambizioso imprenditore napoletano, Eugenio Torelli Vollier, che fonda il Corriere della Sera, il primo giornale italiano alla francese, poi spiegheremo cosa vuole dire, nel 1876, cioè poco prima dell'inaugurazione, decide di collocare la propria sede in galleria. Vedete sotto, forse riuscite a leggere, Uffici Direzione Amministrazione Milano, Galleria Vittorio Emanuele 77. La storia di Torelli Vollier è molto interessante, ve l'accenno per brevi tratti, ma rientra in questa idea e in questa ambizione milanese di essere la città che primeggia. Torelli Vollier è napoletano, è figlio di un funzionario dello Stato borbonico e di una madre francese. Quando Garibaldi arriva a liberare Napoli, arriva anche Dumas. Alexandre Dumas era amico di Garibaldi, segue tutta la spedizione dei Mille dal mare su un panfilo con vino d'annata, foie gras, champagne. Quando arriva a Napoli, Garibaldi gli dice: senti, tu devi fondare un giornale che sia a noi favorevole, un giornale liberale. A Napoli manca, tu per favore lo dirigerai. E nasce l'Indipendente. Ma Dumas dice: sì, io so l'italiano, ma non abbastanza per fare il direttore di un giornale. Mettimi vicino un giovane di buone speranze che sia bilingue, che sappia l'italiano e il francese, sappia scrivere sia in italiano e in francese. E trovano Torelli Vollier, appunto, padre italiano, madre francese. E Torelli Vollier, come dirà poi nelle sue memorie, impara a fare un giornale alla francese, cioè un giornale dove non si parla soltanto di politica o di atti amministrativi, non soltanto un bollettino che faceva concorrenza alla Gazzetta Ufficiale, ma un giornale dove si parla di moda, si parla di teatro, di spettacoli, e dove si pubblicano un feuilleton, come fanno i francesi, anche parti di romanzi a puntate. E quindi la galleria, nel disegno di Eugenio Torelli Vollier, è il luogo ideale per collocare questo nuovo giornale moderno, il primo del suo genere in Italia. Ecco un'immagine della galleria, ma qui siamo già arrivati agli inizi del 1900, no? Una galleria che aveva soprattutto fino, diciamo, agli anni 30 del 1900 una lunga sequenza di tavolini, di caffè alla parigina, come si diceva allora. Il Gambrinus, che oggi non c'è più, era uno dei punti di maggiore richiamo, di maggior ritrovo. Nel cosiddetto quadrato, anche se quadrato non è, cioè nell'ottagono, nella parte centrale si insedieranno alcuni ristoranti come Biffi e Savini, Savini non nell'ottagono, Biffi sì, Biffi non c'è più, Savini c'è ancora, e dalla parte opposta che non vediamo si insedia Prada, che per chi come me
è cresciuto a Milano vuol dire soprattutto valigie di lusso. Era la valigeria di lusso di Milano, la quale poi nel tempo, soprattutto grazie al ruolo avuto da Miuccia Prada, diventa una eccellente casa di moda. Però, come vedremo da un'immagine che tra un po' vi farò vedere, esiste ancora la vecchia insegna Valigeria Prada, le vetrine sono più o meno quelle dell'insediamento all'indomani dell'inaugurazione nel 1877. Questa immagine l'abbiamo già vista, ritrae invece il Savini che occupava quasi tutta un'ala del braccio che porta quello di destra porta alla Scala, a destra abbiamo la Scala, a sinistra la piazza del Duomo. Savini lancia quest'idea del dopoteatro, diventa il luogo dove registi, musicisti, attori, cantanti, e anche pubblico qualificato, dopo lo spettacolo alla Scala, va a rifocillarsi. Diventerà un luogo di grande mondanità. Se voi scorrete le cronache mondane di Milano tra gli anni 30 e gli anni 60, il Savini c'è inevitabilmente. Ci ritroviamo la Callas, ritroviamo tutta una serie di personaggi di primo piano che popolano la vita mondana della Milano di allora. Qui vediamo l'Arcone nella parte relativa alla piazza del Duomo, e proprio da questa impalcatura cadrà nella notte del 30 dicembre Mengoni trovando la morte. E questo è l'ultimo pezzo che viene realizzato. Cioè, in altre parole, non mi sono spiegato forse abbastanza bene, la piazza del Duomo viene realizzata per quanto concerne le facciate che la contornano, meno l'arcone che immette nella galleria. Dopo la realizzazione delle facciate della piazza del Duomo viene completata la galleria ed infine viene completato l'arcone che dà accesso alla galleria. Quindi diciamo questa è l'ultima immagine del grande cantiere che comprende la piazza del Duomo, la piazza della Scala e la galleria. Ecco, lo vediamo qua il ponteggio dell'Arcone sul lato piazza del Duomo a fronte di una galleria che è stata più o meno terminata. Galleria ed edifici connessi ovviamente. E queste sono immagini poi della galleria finalmente completata, immagini come quasi sempre accade allora senza persone animate, no? Per via delle lunghe pose che erano richieste, ad immagini che volessero, come dire, dare un'idea un'immagine esteticamente accettabile. E qui vediamo invece le ultime fasi del cantiere. Riuscirà quindi alla fine nell'intento di rappresentare questa idea di una Milano in ascesa, questa idea di una Milano capitale morale, e di diventarne il cuore mondano, ma non soltanto mondano, anche rappresentativo e culturale. Si veda l'insediamento della redazione, dell'amministrazione del Corriere della Sera e di altre istituzioni di carattere culturale. Come vi ho detto, l'edificio e i suoi annessi restano nelle mani del Comune, al punto tale che recentemente c'è stato un caso abbastanza curioso. Qualcuno ha fatto ricorso perché il Comune continua a riassegnare questi spazi ai vari Savini, Biffi, Prada, senza in realtà bandire una gara. In realtà il Comune dovrebbe di volta in volta riassegnare questi spazi a chi intenda occuparlo offrendo un prezzo migliore, ma dall'altra parte c'è la tradizione, c'è il peso che questi marchi hanno nella storia della galleria stessa, nella storia di Milano. Campari era un modesto droghiere di Sesto San Giovanni che inventa una specie di intruglio a cui darà il nome di bitter, copiando una formula che in Francia era stata largamente diffusa con il nome di vermouth, cioè una variante del vermouth all'inizio del bitter, e apre prima un modesto esercizio lungo la galleria Vittorio Emanuele, che poi diventerà sempre più grande. A un certo momento raddoppierà, credo tra gli anni 20 e gli anni 30 abbiamo il Campari e il Camparino, che era un piccolo locale, si diceva con prezzi più contenuti. Ecco, questo in basso è un rendering dove vediamo la galleria
tagliata in basso, vedete, come se non ci fosse la parte, non ci fossero gli altri bracci, e vediamo delle immagini di folla che aprono a, diciamo, a un uso che viene fatto della galleria sia dagli scrittori che dai pittori, dagli artisti. Sarà un luogo prediletto dai futuristi, ad esempio i futuristi ci hanno lasciato, attraverso dipinti memorabili che poi vedremo, il funerale dell'anarchico Galli e tumulti in galleria, alcune immagini molto significative. Tra tutti gli scrittori Giovanni Verga è colui che più di tutti ha cantato la bellezza della Galleria Vittorio Emanuele, assunta come paradigma della modernità e al tempo stesso di una Milano in ascesa. Giovanni Verga, che noi conosciamo soprattutto per il verismo a sfondo siciliano, la sua terra, veniva da Vizzini in provincia di Catania, Mastro Don Gesualdo, i Malavoglia. In realtà Verga scrive moltissimo di Milano in ascesa, anzi a me spesso è venuto da paragonarlo a Gandhi, se Caterina mi permetti questo paragone. Io vedevo Gandhi nei telegiornali degli anni 50 vestito come il Mahatma Gandhi, vestito con i costumi tradizionali indiani, no? Pensavo che fosse un uomo che veniva dal passato. Gandhi aveva avuto una rigogliosa carriera di avvocato tra il Sudafrica, Durban e Londra, e attraverso il confronto tra quello che si era immaginato in India, perché non è nato in India, non è vissuto solo più tardi in India, e il contrasto con la modernità, aveva ripescato quest'idea di India tradizionale che ne aveva caratterizzato l'opera e gli scritti nell'ultima parte della sua vita. Un po' lo stesso avviene con Verga. Il contatto con la modernità di Milano gli fa venire in mente, gli fa venire la voglia di descrivere, di tramandare questo mondo siciliano che lui ha visto durante l'infanzia e l'adolescenza e la prima giovinezza. Quindi, diciamo, dal contrasto tra mondi diversi sono nate non soltanto opere importanti, ma direi anche atteggiamenti che, diciamo, da questa dialettica tra mondi così lontani traggono alimento. Spero che tu mi perdoni questo paragone tra il grande Giovanni Verga, ma anche l'altrettanto grande Mahatma Gandhi. Ecco la piazza della Scala, cioè il secondo polo. Qui l'arcone di Mengoni è isolato, è una specie di inserto che sta a denunciare il rinnovamento della piazza. Vedete un edificio che sarà costruito ex novo e a sinistra vedete uno spigolo del Palazzo Marino, diventato nel frattempo sede del Comune di Milano, replicando la facciata che era verso Piazza San Fedele nel fronte su Piazza della Scala. Il quarto lato sarà occupato dalla sede della banca commerciale nel 1906. Ecco, vedete dall'immagine di destra com'è complesso l'attacco della galleria con il fronte di Piazza della Scala, che è ruotata di 45 gradi rispetto all'asse della galleria, che a sua volta riproduce l'asse di Piazza del Duomo. Ecco la Piazza della Scala in un'immagine degli anni 50. Le automobili come i vestiti delle signore ci danno l'idea del tempo, più di qualsiasi, sicuramente più dell'abbigliamento maschile, che è, a parte l'uso del cappello, praticamente identico nel tempo. Vedete lo spigolo della banca commerciale a destra. Un'altra immagine della Piazza del Duomo, vedete la quantità di tram, e questa è solo una parte di quello che avviene in realtà. Un'altra immagine, qui siamo credo negli anni 20 del 1900, e vedete il menù del Caffè Biffi e di Savini, no, tutte e due sono di Biffi. Vedete anche come ci sia una grande voglia di Parigi, di imitare Parigi. Lo stesso Verga dice che, Verga conosceva Parigi, che quando è nella galleria Vittorio Emanuele ha la sensazione di non essere in Italia ma di essere altrove. È chiaro che il riferimento è a Parigi. Ecco, qui siamo arrivati agli anni 50 del Novecento,
questo è il Camparino, e per venire ad anni a noi più vicini, diciamo che c'è stata di recente, dopo anni di crisi, no? La Galleria Vittorio Emanuele era, direi, cominciando negli anni 70-80, era entrata in una specie di crisi, non era più il salotto di Milano. Per darvi la misura di questo, pensate che Biffi era stato sostituito da McDonald's, c'era un McDonald's nell'ottagono principale. Poi lentamente c'è stata una riconquista, diciamo così, della Galleria Vittorio Emanuele, anche ad opera dei creatori di moda, no? Milano è diventata, a torto o a ragione, una delle capitali della moda, e questo ha avuto peso anche in molti aspetti, compreso la ridefinizione della Galleria Vittorio Emanuele. Prada si è reinsediato cambiando completamente l'interno e utilizzando sia il piano superiore che il piano sottostante. Campari ha completamente rifatto l'interno. E come veniamo a quello che vi dicevo prima, vedete Moti in galleria, quel quadro di Carrà del 1908 o 9, sommossa in galleria o Moti, non mi ricordo, uno dei due. Ecco, vedete, anche in questo caso la Galleria Vittorio Emanuele diventa il teatro della storia, no? Il luogo dove la Milano che sale, come si diceva allora, la Milano del decollo industriale, celebra la sua storia. A destra un'immagine della Galleria Vittorio Emanuele, più o meno nel luogo dove sorge Prada, e vediamo le distruzioni della seconda guerra mondiale come in tutta Milano. Vediamo gli strilloni negli anni 50, i cosiddetti strilloni, quando ancora si vendevano tanti giornali. Un'immagine della Galleria Illuminati. Il Comune di Milano poi ha voluto strafare e ha messo, fornito da Swarovski 2 Natali fa, questo enorme albero fatto di pezzetti, segmenti di cristallo, fa un effetto molto interessante di luminescenza e di rifrangenza. Ma un altro aspetto evocato, diciamo, da quell'enorme albero luminoso è legato all'avvento dell'elettricità. La Galleria Vittorio Emanuele, anzi in particolare l'Esagono, è il primo luogo dove a Milano giunge l'elettricità, la luce elettrica. La luce elettrica nasce da un brevetto, la conservazione, la diffusione della luce elettrica nasce grazie a un brevetto Edison del 1882. Già nel 1887, cioè 10 anni dopo l'inaugurazione della galleria, viene illuminato prima l'ottagono e poi i 4 bracci della galleria. Viene per questo addirittura creata una centrale che alimenta, una centrale termica che alimenta l'elettricità, e viene creata una macchina, il Ratin, che in milanese vuol dire il topolino, che correndo su e giù per la galleria Vittorio Emanuele permette di accendere i lumi. Scusate, ho fatto un po' di confusione, il Ratin appartiene alla fase in cui la galleria è ancora illuminata a gas, quindi il Ratin lungo i cerchi della cupola faceva il lavoro che veniva compiuto da persone, da coloro che con un lungo braccio accendevano i lampioni a gas. Questo Ratin accendeva tutti i punti luce della galleria quando erano illuminati dal gas. Ecco, qua forse vediamo insieme alla galleria anche la centrale termica, che è questa qua, vedete. L'anno 1888, ho sbagliato di un anno, scusate, venne creata ed operò in questo luogo la prima centrale termoelettrica d'Europa, illuminando con l'avvento del sistema Edison sedi e strade del centro storico cittadino. Nel centenario della realizzazione Milano ricorda. Ecco, la centrale noi la vediamo qui, sorgeva più o meno qui, a ridosso della galleria. Ecco, la vediamo illuminata. Ecco, vi dicevo di questa ripresa, di questo ritorno dei grandi nomi nella Galleria Vittorio Emanuele. Qui vediamo il rifacimento del bar Caffè Campari, vedete, quindi un linguaggio completamente diverso rispetto a quello tradizionale,
legato all'inizio, all'inaugurazione della galleria, linguaggio che invece permane in altri locali della galleria, che anzi diventa una specie di elemento di riconoscibilità. Vedete, Fratelli Prada valigerie, ancora la vecchia dicitura, ma dentro il contesto è completamente mutato. Qui siamo nella parte sotterranea, addirittura si sviluppa su 3 piani. Qui vediamo il Savini, che invece mantiene un carattere che lo lega alla prima fase, e qui c'era tutta una parte, ma non so se io credo che abbiamo finito. Volevo parlarvi delle 2 esposizioni di Milano del 1884 e 1906, ma mi fermerei qui. Credo di avervi già abbastanza tempestato di nozioni, di date e di nomi. Per cui qui mi fermo e aspetto da voi delle domande, delle richieste di precisazione. Grazie. Tu vuoi aggiungere qualche cosa, Paola? Ah, c'è la signora, scusa. Prego, viene qua. Il professore Renzi ha illustrato questo momento di rinascimento milanese che appartiene alla seconda metà del XIX secolo e di cui è stato uno dei principali protagonisti. In questa stessa situazione però vi fu anche un episodio molto rilevante di conflitto fra gli innovatori e coloro che non saprei come chiamarli esattamente, perché non ricordo esattamente il periodo, per questo chiederei di spiegarlo. Una specie di conflitto fra coloro che volevano ampliare la città, evitando però tutti i restauri e recuperi che ebbero come protagonista Achille Beltrami. Luca Beltrami. Sì, giusto. Ecco, questo fu un periodo che fortunatamente permise il recupero di vari edifici che una parte dell'architettura e degli architetti dell'epoca avrebbero preferito distruggere, Castello Sforzesco piuttosto che lo stesso Palazzo Marino ed altri edifici ancora, e che forse rappresenta un periodo interessante di, diciamo così, contesa fra 2 visioni culturalmente molto diverse. Grazie. Certo, questo però lo trova in tutti i luoghi del mondo, cioè laddove lei, è una legge fisica, laddove lei ha da una parte chi spinge per il progresso, dall'altra parte ha sempre chi frena nell'altra direzione. Però credo che a Milano si raggiunga una sintesi, e guardi che parlare di conservazione a proposito del castello sforzesco e di Palazzo Marino è forse eccessivo, perché sono due vere invenzioni ex novo. Il cosiddetto castello sforzesco altro non era che una rovina, era una specie di perimetro abbandonato, ma diventa un altro elemento di orgoglio cittadino, no? Anche il castello sforzesco diventa, e lo è tuttora, la sede delle collezioni comunali, è una specie di super museo civico. C'è l'archivio storico comunale, la biblioteca storica, Bertarelli, ci sono tutta una serie di istituzioni che competono al comune. E quindi in realtà nello grande slancio che Milano ha in questo periodo, questi aspetti secondo me convivono, sono quasi sinergici, vorrei dire, usando una parola difficile. Guardi che Luca Beltrami era espressione della classe dirigente milanese, era fratello, amico, collega di fondatori di banche, di grandi industriali, cioè apparteneva al mondo dell'innovazione, anche se sembra un uomo, diciamo, che punta alla conservazione, al recupero. Luca Beltrami è anche l'autore di questo restauro, conservazione di Palazzo Marino, dove la vecchia facciata senza carattere viene sostituita da una facciata
nuova ma al tempo stesso uguale alla facciata principale che dava su Piazza San Fedele. Spero di averle risposto. Ci sono altre domande? Tu Paola volevi dire qualche cosa? No. Esattamente anche questo, la giornata di oggi, sul pomeriggio di oggi abbiamo affondato su Milano, ma esattamente come negli altri appuntamenti di questo ciclo, con Urbino, Roma, la città della Vaticana, si è visto come l'architettura può incide il progetto, il piano milanese e poi ha inciso nella storia del sviluppo successivo della città. Certo, avevo tutta una parte in cui mostravo come dalla nuova Piazza del Duomo si dipartisse un processo di rinnovamento lungo le radiali, no? Questo è il Cordusio, siamo a poca distanza da Piazza del Duomo, vedete in fondo a sinistra una delle uscite della galleria Vittorio Emanuele. Il Cordusio diventa il centro degli affari, il cuore economico-finanziario di Milano. Lo stesso potremmo dire per un'altra direttrice, quella che va verso Porta Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Babila, cioè da lì si irradia un processo di rinnovamento e vorrei dire di innalzamento di scala. Vi dicevo all'inizio che Milano aveva una scala da città di modesta tacca, se mi consentite l'espressione, lungo un periodo molto consistente, che direi arriva fino agli anni 70 del Novecento. Il centro di Milano cambia di scala, demolendo molto, devo dire a Milano è stato demolito un po' a causa della guerra, un po' prendendo la guerra come alibi, si è demolito molto di più che in altre città italiane. Il centro di Milano è stato notevolmente sconquassato e mutato in questa idea di fare cambiare la scala della città, di farle assumere una scala metropolitana, diciamo, come si diceva allora. Abbiamo un altro milanese qua. Io sono cresciuto a Milano, quindi poi a una certa età sono venuto a Venezia e ho messo radici qua, ma forse dal mio accento si capisce, anche da come ho parlato di Milano, si capisce la mia origine. Come? No. Vabbè, vi ringrazio. Oh, bravo, grazie.